impedite forse era una cattiva gestione. Infatti la mia lamentela era questa, che non era, secondo il mio punto di vista, era che non era gestito in un modo adeguato e non si vedevano gli utili per niente, anzi alla fine quando si faceva il conto, praticamente forse c'era da mettere qualcosa di tasca. Lei il signor De Manuele l'aveva conosciuto? Prego? Il signor De Manuele come l'aveva conosciuto? No, non lo conoscevo io, il signor De Manuele. Non lo conosceva? No. E quindi lei insomma, è entrato in società senza conoscere i soci? Come l'ho conosciuto? Non l'avevo capito. No, io l'ho conosciuto dopo che suo nipote si è sposato. Sto parlando di Nino, no? Dopo che si è sposato... Nino Santapaola, il figlio di Salvatore? Il figlio di Salvatore. Si è sposato? Si è sposato ed mi sembra che questo acquascivolo è stato aperto nel 1989 e siccome era una struttura bellissima, cioè qualche volta ci andavo assieme a Nino, ripeto, a me è piaciuta tanta questa struttura, che ho poi spesso questa cosa, che se c'era la possibilità eventualmente di poter entrare in società, cosa che poi si è presentata successivamente. Lei ha partecipato a feste, a riunioni conviviali con componenti della famiglia Santapaola? Sì. Ricorda le occasioni? Sì. Nell'anniversario dei 25 anni di matrimonio della signora Piera e Franco Fillorano, nel 18° anno di Francesco e nel matrimonio della figlia del signor Ercolano. Cioè 3 occasioni sono? Sì. Ed era sempre invitato? Prego? Era sempre invitato, quindi? Sì, sempre in virtù perché loro frequentavano spesso e volentieri la signora Piera, il signor Franco Fillorano, quando vedevo che erano abbastanza uniti e io mi trovavo lì. È nata così questa conoscenza, questa amicizia, come si vuole chiamare. Una volta che mi si infida non vedevo il perché non dovevo partecipare, anzi quando c'è stato l'anniversario dei 25 anni di matrimonio, la signora Piera e il signor Franco hanno invitato tutto il condominio. Ecco, ricorda se in quelle occasioni c'era qualche religioso, qualche prelato? Qualche parroco? In quale occasione? In una di queste occasioni di festeggiamenti. Qualche prete, non so la gerarchia ecclesiastica. Sì, forse ho sbagliato. Qualche prete, diciamo. Qualche ufficiale della Chiesa? Non mi ricordo. Cioè che è venuto dove? Che partecipava a questi festeggiamenti, insomma, era invitato. Vabbè, chiaramente se hanno fatto il matrimonio l'hanno fatto in chiesa. Fammi un nome di lui. Padre Calambrogio ricorda questo nome? No, assolutamente.
Tra questi invitati c'era il signor Landi in una di queste occasioni, titolare della Lex, lo ricorda? Lex, una società, una cooperativa che si occupa di manutenzioni, pulizie. No, non li conosco. Non l'ha conosciuto? No, c'erano tanti commensali in quella occasione. Quando è stata fatta la perquisizione al momento dell'arresto, sono stati trovati, ora non ricordo più se a casa sua o a casa di suo figlio, una serie di assegni, ricorda? Sì. Per importi notevoli. Sì. Ecco, ci sa dire la spiegazione di questi assegni? La spiegazione? Ma questo era... Le ricorda l'importo di tutti questi assegni? In un grosso modo, sì. Ce lo può così approssimativamente, non troppo ovviamente, quantificare? Un 140, 160, non mi ricordo con precisione. Non ricorda se erano di più? Può anche darsi, ma non... Ecco, comunque, allora, questi assegni... Questi assegni? Di che cosa si tratta? Ma non si tratta di... è un mio amico che... Non ho capito, il suo amico... Un mio amico, sì. Un mio carissimo amico, che aveva dei problemi. Problemi di che genere? Prego? Di che genere? Aveva avuto dei problemi in quanto aveva sposato una figlia e aveva costruito qualche appartamento da lui, se mi ricordo bene era una costruzione abusiva, quindi era in attesa che aveva fatto richiesta di un prestito alla banca perché doveva coprire certi debiti che lui aveva fatto e gliel'ho prestato io in attesa che la banca o l'istituto che lui aveva chiesto questo prestito glielo dava. Cioè, lei quanto ha prestato? 80 milioni. Ha prestato 80 milioni e il suo amico, chi è il suo amico? Che è Messina Carmelo. Che fa nella vita questo? Prego? Cosa fa nella vita Messina? Ma lui lavorava assieme a suo suocero, almeno così mi diceva, che facevano lavori di carpenteria in varie zone dei quartieri. E questo signore le ha dato a garanzia degli assegni, mi faccia capire? Sì, 4 assegni. E quanti erano? 4 soli? Sì. È sicuro che sono questi soltanto 4 gli assegni che sono No, stati? ce n'erano ancora di più. Perché lei ha detto 80 milioni, quindi... Ce n'erano di più. Ecco, perché aveva prestato soldi ad altre persone? Sì, cioè, no, prestare, uno scempio di favore. E mi faccia capire dov'è lo scambio, appunto lei ha detto forse bene, ma lo scambio in che cosa consiste? Che qualcuno, cioè, sempre nell'ambito conoscente mio, che aveva di bisogno, aveva di bisogno
io lo facevo... Lo favoriva? Sì. Sempre con assegni, questi assegni com'erano? Post-datati, in bianco, com'erano? No, qualcuno era in bianco o post-datato. Ecco. E poi questi soldi lei li ha recuperati, non li ha recuperati? Che cosa le davano in cambio di questo prestito? Cosa mi davano in cambio? Lei ha detto uno scambio, mi faccia capire qual è lo scambio dall'altra parte, cos'è che veniva dato a lei in cambio? Non c'era nessun scambio perché... Lei l'ha detto, non è che l'ho detto uno io. scambio di assegni, ma era uno scambio amichevole. L'unica cosa che era nel mese di dicembre mi portava qualche cassetta cioè uno scambio così amichevole. Ricorda bene se l'importo a questo punto non era un po' superiore a quello che ha indicato lei ora? Cioè erano diverse persone, mi sembra di capire, non solo Messina Carmelo, ma c'erano anche altre persone. Sì, sì, c'era, non mi ricordo, cioè complessivamente non mi sto ricordando quanto lei capirà che questo è agli atti, quindi sì. se ricorda fa bene a dirlo, perché dico un fatto documentale. Sì, d'accordo, io non ho niente da nascondere. Sì. Anche perché, ripeto, si possono chiamare sempre in qualsiasi momento questi signori. Quindi sostanzialmente lei dava... Non c'era scopo di lucro, assolutamente una cosa no. filantropica, diciamo. Assolutamente no. Cioè lo faceva soltanto per fare un favore. Sì. Devo intromettermi perché mi pare che l'indagine, al di fuori di una contestazione diversa, Come, Presidente? non dico approfondire un'indagine di questo tipo al di fuori di una contestazione in relazione a un'altra contestazione deve essere limitata, non estesa. Sì, però dico, la contestazione è in re ipsa nel reato associativo che è finalizzato, Presidente. Non c'è una contestazione specifica. Non voglio ricordare male che nel capo di imputazione c'è anche un riferimento a una certa tipologia di reato tra i delitti scopo. Comunque non ho altre domande su questo punto. Lei conosce il signor Mangion? Sì, c'è. Qua. C'è, Presidente, confermo che nel capo di imputazione tra i delitti scopo dell'associazione vi è anche il delitto di cui non abbiamo parlato ma abbiamo dato per sottinteso. Allora, il signor Mangion lo conosce? Chi? I signori Mangion li conosce? No. Mangion Francesco non lo conosce? No. Mai visto? No, assolutamente. Né tantomeno conosce il figlio, il fratello, i figli anzi. I figli? La signora Francesca. La signora Francesca, cioè la moglie di Aldo Croà, sì. quella la conosce? La conosco perché, ripeto, veniva dalla zia. Ecco, il padre invece non lo conosce? No, assolutamente. Lei sapeva che il papà della signora Francesca a quell'epoca o comunque in quel periodo era latitante oppure no? Ma no, perché io non conoscevo cioè non mi interessava per quanto riguarda quelli che erano i suoi... io non le ho chiesto se non le interessava, le ho chiesto se lo sapeva. No. Che Santa Paola Benedetto fosse latitante lo sapeva oppure no? No.
Non lo sapeva. Cioè, no, perché Cioè lo sapeva tutto a Catania e lei non lo sapeva, mi faccia capire. Cioè, non che non lo sapevo, non mi interessava a me questo. Quindi lo questo sapeva. discorso fra- Mi scusi, allora lo sapeva? Sì. Lei conosce il signor Astorina, Sebastiano, Neggio? Assolutamente no. Suo figlio? Mio figlio? Mio figlio? No. Lei non sa se lo conosce. No, Non ha no. mai sentito questo nome Astorina Sebastiano? Non ha mai sentito? Un Assolutamente. costruttore che si occupa di edilizia? No, assolutamente. Non lo conosce. Lei conosce il signor Di Paola, titolare di una cartoleria vicino al tribunale? No, Mai sentito? mai sentito nome. In una di queste riunioni conviviali c'era il signor Romeo Riccardo, lei lo conosce? Romeo Riccardo? Impiegato della SIP. Romeo Riccardo, se mi ricordo bene, era o è un proprietario sempre di un appartamentino lì a Citrezza. Sempre nello stesso condominio? Sì. Me li dici il nome degli altri condomini, così facciamo un quadro della situazione? Ma Ricorda altri condomini? Si sono susseguiti tanti perché hanno comprato, hanno venduto, cioè quelli che mi ricordo come vecchi proprietari, c'è la dottoressa Drago, l'avvocato Guido Mazzei, Altri imputati di questo processo, comunque familiari di imputati di questo processo, ce ne sono? no. E lei sa che attività svolgesse il Romeo? Che svolga, a parte quella di impiegato della SIP? Lo sa oppure no? No, Ecco, sa se svolge altre attività? no, assolutamente. Cioè se anche lui è impegnato in attività filantropiche di prestare denaro, lei lo sa o no? Assolutamente no. Né lei ha prestato denaro mai al signor Romeo? No, Lei il signor Tringale Giuseppe lo conosce? chi? Tringale Giuseppe. No, È stato con lei imputato? con me? Non lo conosco. Cioè è un parente della signora Francesca Mangion? Non lo conosce? Non lo conosco, come non Non l'ha conosco. visto in questo condominio? Non l'ha visto? Non conosco, come non conosco nessuno dei 150 o 160 come imputati che sono qui. Sì, no, allora sto facendo una domanda un po' diversa. Dico, è un parente della signora Francesca Mangion? Non lo conosce? No, tutti voi, anche i tuoi. Vincenzo Santa Paola, il figlio di Santa Paola. Mi scusi, il signor dei figli di Santa Paola Salvatore conosce solo Nino oppure conosce anche gli altri? qualche volta ho visto anche a Enzo. Il signor Quattroluni Aurelio lo conosce? Detto Lello? No, Non l'ha mai visto? no, assolutamente. È stato arrestato recentemente? Per me sono nomi tabù. No, le sto chiedendo se per caso No. ha visto foto nel giornale. No. Il signor Samperi lo conosce?
Samperi? No, Samperi Claudio? no. Scusi, lei ha parlato di Franco Fillorono, lei conosce il nome del fratello di Franco Fillorono? No, Lei non sa se ha fratelli? non lo so. Non lo sa. Non lo conosco. Lei saprà, perché ha assistito al dibattimento, che vi sono stati dei controlli, lei è stato osservato assieme al figlio di Benedetto Santa Paola al Viale Ionio. Sì? Ecco. Che rapporti ha avuto lei con il figlio o con i figli di Santa Paola Benedetto? Nessun rapporto. Ecco, allora quali sono? Se non quello di conoscenza e basta. Ecco, lei è stato osservato in più di un'occasione, nel giugno del 1992, assieme o con il figlio di Santa Paola oppure con un certo signor Lucio Valle, ricorda? In quell'occasione era assieme anche a Santa Paola Salvatore. A Viale Ionio? Nei pressi del garage. È facile. Ecco, le sto chiedendo chi è il signor Lucio Valle. Non lo conosco. Manco lo conosce. Che ci faceva lei in quell'occasione? A Viale Ionio? Col signor Francesco Santa Paola o col signor Santa Paola Salvatore? Cosa ci faceva? Ma io mi recavo spesso al laboratorio per vedere constatare nel laboratorio. Quale laboratorio? Il laboratorio odontotecnico, dove c'è il mio genero. Sì. Al Viale Ionio, distasi e no 50 metri. 50-60 metri, tutto qua. Quindi io andavo spesso da mio genero, da mia figlia, perché c'era anche mia figlia là. Dove? Nel laboratorio. No, noi stiamo parlando del garage, non del laboratorio. Mi consente, io andavo al laboratorio per vedere se stavano lavorando, se avevano lavoro, se mia figlia, mio genero avesse qualche disponibilità di qualche 10.000 lire, e siccome da padre a me mi premeva, mi preme, e se c'era qualche giorno che loro non mi telefonavano o non li vedevo, ero io ad andarli a cercare per assicurarmi se stavano bene, se avevano bisogno di un qualcosa. Facendo il mio dovere, perché è un dovere di papà. Quindi se conoscevo di qui. Andavo a prendermi la macchina, perché a volte la lasciavo nel Viale Ionio, qualche volta la lasciavo magari in garage. In quale Viale garage? Ionio. Prego? In quale garage? Questo qui? Quale garage di Viale Ionio? Quello che c'è al Viale Ionio. Quello del signor Faro. Cioè, non ho capito, parcheggiava la macchina? Qualche volta la parcheggiavo. Quale macchina? Una Ypson 10. E quindi, dico, lei andava lì per questo motivo, mi faccia capire conclusivamente, perché... Conclusivamente il discorso è che se io incontro, come incontravo qualche volta, il papà del socio di mio genero, non vedevo il perché non mi dovevo fermare a salutarlo o ad offrirci un caffè. Tutto qua. Lei conosce il signor Cosimo Di Benedetto?
O conosceva giustamente il signor Cosimo Di Benedetto? L'ho visto una sola volta, questo signore. Dove l'ha visto? Se mi ricordo bene, sempre lì al Viale Ionio. Mi scusi, quando io le ho chiesto i motivi per cui lei si recava al Viale Ionio, quando è stato interrogato, e questa è una contestazione, è stato interrogato il 27 settembre del 1994, lei ha dichiarato che qualche volta mi sono recato al garage di Viale Ionio poiché prendevo contatto per l'acquisto di una Fiat. Se non mi fa completare? No, lei ha avuto tutti No, aspetta, non mi faccia completare, perché io le stavo spiegando il motivo, il perché io andavo a parcheggiare la macchina, cioè perché conoscevo questo garage. Io abitualmente la macchina la lasciavo al Viale Ionio, vicino al bar. Qualche volta non ho trovato posto e mi sono recato in questo garage per la prima volta. Scendo, chiedo al proprietario se potevo lasciare la macchina e lui dice che potevo lasciarla. Dice la metta qua e ora ci pensiamo noi, se la può andare. Dico, ma me la possono fare così, non rilasciate uno scontrino, una ricevuta, una cosa? Dice, no, dice tanto quanto deve mancare? Dico io, una mezz'oretta, un quarto d'ora, un'oretta. È stato questo dialogo che io mi sono presentato con il signor Faro dicendo che io sono il titolare del garage centrale, così. Anzi, è stato lui a volere qualche delucidazione, qualche spiegazione come poter gestire il garage, in quanto lui non era pratico di garage, ma era pratico di officina. E io l'ho spiegato, ho dato qualche consiglio come poter gestire sia il posteggio diurno, sia per quanto riguarda gli abbonamenti mensili, quanto fare pagare, anzi, le ho consigliato di iscriversi alla FIPE, così poteva usufruire dei listini prezzi, di qualche chiarimento che lui aveva bisogno, come tutti noi siamo iscritti alla FIPE nella nostra categoria. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Avvocato Gulisano? Signor Tomaselli, con riferimento a quello che hanno detto alcuni dirigenti della clinica del Polo, il suo garage esattamente dove si trova? Il mio garage esattamente si trova a Largo Paesiello numero 3, dove a fianco nella piazzuola c'è un commissariato di pubblica sicurezza. E mi dica un po', il suo di giorno è un garage con parcheggio ad ore? Sì. Mentre di notte? Di notte funge anche da posteggio notturno, però chiude ad una certa ora. Lei ricorda se per caso dipendenti del commissariato centrale o addirittura funzionari lasciavano durante le ore d'ufficio la loro autovettura nel suo garage? Ne usufruivano tutti. Cioè, con riferimento a questa categoria di persone, Ma guardi là. funzionari del commissariato o dipendenti del commissariato lasciavano l'autovettura parcheggiata nel suo garage, Sì. o la lasciano tuttora? Sì. Lei gestisce anche un servizio di lavaggio nel garage? Sì. È mai capitato che volanti delle forze dell'ordine abbiano mai lasciato o adoperato, usato il lavaggio del suo garage per pulire le loro volanti, autovetture di servizio? Tutti i giorni, Che significa? tutte le mattine, le pattuglie che erano di servizio di notte venivano a lavarsi la macchina nel mio garage perché dovevano consegnarla, cioè dovevano lavarla loro nel loro autoparco.
però una volta che c'era la comodità venivano da me, si facevano lavare le macchine. Signor Tomaselli, lei in quel garage centrale, prima di diventarne titolare, ci aveva lavorato da dipendente? Io ci lavoro da 32 anni, non 32 giorni, 32 anni. Per quanto riguarda vi rifaccio una domanda che ha fatto il signor Pubblico Ministero, quel rapporto affettuoso del quale hanno parlato dei verbalizzanti che avevano posto sotto osservazione il garage di Via Leonio, quindi il rapporto affettuoso con Francesco Santapaola. Lei, Francesco Santapaola, ai cui festeggiamenti del 18° compleanno ha partecipato, lo conosceva da prima? Certo. In quale occasione l'aveva conosciuto e da quanto tempo lo conosceva? Ma lo conoscevo durante qualche volta che veniva al laboratorio, ma prima ancora il ragazzo veniva a farsi i bagni dalla zia, da Cetrezza, e di conseguenza c'era quel rapporto così amichevole, simpatico. Cioè possiamo dire che lei lo conosceva da bambino? Certo. Quindi lo conosce, no? In effetti era un bambino. Lei lo conosce da bambino? Sì. Quindi per questo è stato invitato ai festeggiamenti del 17° compleanno. E fra gli invitati c'era anche suo genero con sua figlia? Nel suo compleanno? Sì. No. Lo prendiamo? Ma No. c'erano Filloramo e la moglie c'erano? Ma c'era tutta la famiglia del ragazzo, no? I cugini, i parenti. Signor Presidente, io ho finito con le domande. Signor Tomaselli, lei ricorda quali erano prima che lei venisse arrestato gli introiti relativi al garage che lei gestiva? Era un garage che lavorava? Le posso dire che ci vivevo bene da quanto ero un semplice operaio, e da circa 20 anni che io ho la gestione, mi ha dato tante soddisfazioni, facendomi vivere dignitosamente me e la mia famiglia. Prima di ora, lei ha avuto altre esperienze giudiziarie? Assolutamente, non io, da generazione in generazione. Lei che ricordi ha avuto qualche fermo dalla polizia? No, Mai? no. Una domanda, il suo garage ha una licenza di polizia? Certo. E subisce controlli con una certa cadenza da parte delle forze dell'ordine? Ma da parte delle forze dell'ordine, da parte della Guardia di Finanza, sempre, continuamente, è chiaro. Un garage è sempre soggetto come un albergo. Quindi la sera quando entrano macchine vengono tutte registrate, è un albergo praticamente. Abbiamo finito, signor Presidente, grazie. Presidente, le chiedo scusa, sono l'avvocato Rapisarda. Le volevo far presente che Cusimano Maurizio non è rientrato da stamattina. Siccome intende sottoporsi all'esame, ci può dare... Perché se n'è andato, avvocato? Stamattina ha fatto il colloquio, doveva essere riammesso in aula nel pomeriggio. Capito. Può dare a disposizione in questo La senso? cancelleria provvede. Volevo anche dirle che mi ha fatto presente il detenuto Pelleriti Antonino, che vorrebbe andare via rinunciando all'esame. Va bene. Rinunciando di sottoporsi all'esame. Pubblico Ministero. Signor Tomaselli, lei conosce Campanella Calogero? No, sì. Lord Re Filippo? L'ho conosciuto qua.
Prima non lo conosceva? No. Piazza Salvatore? No. Orofino Alfio? L'ho conosciuto qua. Prima non lo conoscevo neanche. Suo figlio è mai stato arrestato, signor Tomaselli? Mio figlio? Prima di questa occasione? No, assolutamente. Ha subito processi? No. Suo figlio non ha mai subito un processo per droga, per traffico di stupefacenti o comunque è mai stato indagato? Mio figlio? Sì. Assolutamente. Ne conosce Pattarino Francesco? Chi? Pattarino Francesco. No. Nino Santapaolo lo conosce, il fratello di Benedetto e di Salvatore? Personalmente no. Lei ha indicato, ha detto che funzionari di polizia posteggiavano, parcheggiavano l'auto nel garage Sì. durante il servizio. Durante il servizio? Durante il servizio? Suppongo, se lì la domanda era, dico, c'è qualche funzionario di polizia, mi pare che lei poc'anzi, rispondendo ad una domanda del difensore, ha detto che c'erano funzionari di polizia che posteggiavano la macchina nel garage, è così o ho sentito male? Cioè, durante che erano in servizio? Così, la domanda mi pare che era questa. Comunque, Non le le sto chiedendo- macchine, perché non le macchine in servizio, i funzionari. le loro autovetture. commissariato. Io non ho parlato di macchine di servizio, però. Come? Non ho parlato di macchine di servizio. E per spiegarglielo. Sì, perché sì, sennò sì, si dico, può- posteggiavano le loro autovetture. Sì, qualche macchina, sì. Ecco, sa indicare qualche nome di questi funzionari? Ma c'era il... come si chiama? Aspetta. Ma abitualmente erano ragazzi che prestavano servizio lì al commissariato centrale, magari la notte per non lasciarla fuori la mettevano lì davanti e restava in garage. Io le ho chiesto se ricordavo qualche nome in particolare. Dottor Bagnato? Della questura centrale addirittura? Abitava di fronte, No, noi stavamo parlando del commissariato centrale. ma non mi ricordo il Non si nome ricorda. del dottor Bettone. Non si ricorda. Presidente, abbiamo finito, vorremmo soltanto che si desse atto delle caratteristiche fisiche dell'imputato, cioè che semicalvo, insomma, o comunque molto sfrontato. Scusi, semicalvo forse eccessivo, ma comunque molto sfrontato. Signor Presidente, non ci sono. Possiamo darne atto? Se non ci sono osservazioni in proposito possiamo darne atto. ma è un dato obiettivo, non chiediamo la perizia antropostica o antropometrica e credo che è a disposizione della Corte in qualsiasi momento. La difesa si riserva di produrre dei documenti che purtroppo in questo momento non ha, con riferimento alle domande poste dal pubblico ministero in relazione al pianeta alle quote del signor Tomaselli e alla posizione del garage. Non possiamo Possiamo licenziare il signor Tomaselli.
Può tornare al suo posto, signor Tomasello. Buonasera. Allora, il signor Orofino. Presidente, mi scusi, non abbiamo dato atto, oppure... Della forma dei capelli, sì. Abbiamo dato atto, sì. Il collegamento alla seconda cella di sinistra. Signor Presidente, mi scusi, se posso avvalermi della facoltà di non rispondere. Grazie. Lei è il signor? Puglisi Alessandro. Va bene. Grazie. Un momento, un secondo. Pure Marchese Michele. Non ho capito. Marchese Michele. Puglisi Alessandro si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'altro chi è? Pure Marchese Michele. Come? Marchese Michele. Non vuole sottoporsi all'esame. Marchese Michele. Ne fa cosa Lei, il signor Marchese, ho inteso bene? Non vuole rispondere? No. Va bene. Chi ti prende? Trove Sebastiano. Che sto qua. C'è qualcun altro? Presidente, Trove Sebastiano. Sì. Presidente. Tropea Sebastiano. Tropea Sebastiano? Va bene. Che fa Tropea, se vale? Che va? A lei. Puglisi Alessandro, Puglisi Alessandro già aveva detto a cosa che non voleva. Tropea Sebastiano. Cioè, per un po' dare a te lei stesso che ci pensa. Grazie. Presidente, mi scusi, noi abbiamo dimenticato di fare una domanda al signor Tomaselli. Se il signor Tomaselli è disponibile, sì. troppo tempo passa per organizzarci, per portare questi imputati qua. Bisognerebbe organizzarsi in maniera più rapida. Quindi, Presidente, soltanto dovevamo fare una... C'è il signor Orofino, però. Vabbè, per non impegnare gli avvocati che forse stavano ma andando. intanto Sì. sentiamo il signor Orofino. Si può accomodare Orofino? Si può accomodare? Si può accomodare? Deve rispondere alle domande, signor Orofino? Sì. Allora il pubblico ministero procede. Signor Orofino, lei ha conosciuto Pantano Rosario? Sì, abitava vicino dove c'è il mio locale, Il suo locale? a Racchetta. E sa se è stato ucciso il Pantano Rosario? Sì, all'interno del mio locale. In che anno se lo ricorda? Ma 81, 82. Lei era presente all'interno del suo locale? No, sono rientrato dalla scuola guida, sono andato al locale, ho preso dei documenti che mi aspettava il mio socio a Lioto e sono andato da Lioto. Da Lioto dove? Costa Azzurra. Appena arrivo alla Costa Azzurra mi arriva la telefonata che avevano sparato a questa persona. A Lioto era suo socio anche all'epoca? Mio socio, sì. Da quando siete stati soci con la Lioto e fino a che periodo? Dal 77 fino al 28-12 del 92. 92. Le quote? Stiamo parlando sempre della Racchetta, no? All'inizio Sì. 25%,
25% chi l'aveva? Aliotto? Tutti quanti, io, Aliotto, Bucchieri e Catalano. E Catalano. Poi successivamente c'è stato... Poi successivamente Aliotto ha aumentato le quote, io ero rimasto al 25% perché se ne è uscito Catalano, gli ha rilevato tutto Aliotto. Ci sono state un po' di discussione perché giustamente un Catalano era il cuoco di Aliotto e allora lui si sentiva in diritto di avere quelle quote. Io mi sono lamentato perché mi devo dare le quote a me per 25 milioni, perché cioè se n'è andato, ha liquidato e ha preso le quote. Quindi ha dato la liquidazione più le 25 milioni che a suo tempo aveva uscito Aliotto. E ci sono state un po' di discussioni. Dopo tempo... Poi Aliotto, siccome lui era il maggiore azionista, è diventato il 56%, una cosa del genere, io volevo uscirmene, anche perché lui comandava, voleva fare la sala giochi, voleva fare questo, per me erano tutte cose sbagliate. E allora io ho deciso di uscirmene. Nel fine del 92, che lui ha gestito più di 2 anni la Racchetta, cioè praticamente era abbandonata la Racchetta, perché lui... cioè stava alla Costa Azzurra, l'amministratore era un impiegato di Aliotto, stava anche alla Costa Azzurra, sta Racchetta era in mano del personale, io non ci andavo mai perché già avevamo fatto discussioni, quindi era abbandonata, quindi siamo andati in passivo di molto, era in passivo in banca, eravamo un 2,50 da una banca e 170 da un'altra banca, meno, quindi il locale rinnovato, spese cose, io volevo uscirne perché andavamo a fallimento. E alla fine 92 poi abbiamo deciso, prima la voleva rilevare lui, poi l'ho rilevata io per non rovinare tutti i soldi, tutti i sacrifici che avevo fatto io. E così dall'inizio 93 mi sono dedicato interamente alla Racchetta, notte e giorno. I miei figli cioè ormai avevano 23 anni, uno si è autorizzato come istruttore e ha diretto la scuola guida, si è dedicato alla scuola guida. Ha gestito... Prima, cioè negli anni 80, inizi anni 90, lei ci andava alla Racchetta oppure non la curava direttamente? Prima non ero io l'amministratore, però andavamo male, c'era il cognato di Aliotto e sta Racchetta andava male. Ogni mese ci mettevamo dei soldi perché andavamo in passivo, eravamo in banca scoperti 20 milioni, dopo un paio di mesi eravamo 40. Quindi anche io ho detto licenzia tuo cognato e ci vado io perché non è possibile che andiamo sotto, cioè praticamente si incassava 5 milioni nell'arco della settimana, paghi per il personale ce ne volevano 6-7 e la merce, quindi andavamo sotto. Ma lei vi si recava alla Racchetta giornalmente, mensilmente, settimanalmente? No, per qualche anno e mezzo no, io ero sempre alla scuola guida. Poi quando io mi sono accorto che eravamo ridotti male, che eravamo in passivo, e allora cercavo di seguirla io, mi ci dedicavo, cioè però io facevo, nelle ore di pranzo stavo stabile, curavo i clienti e nelle ore di cena stavo fino a chiusura curando i clienti. Il bar non tanto funzionava perché non c'erano gli uffici finanziari, quindi non c'era l'incasso che c'è ora. In che periodo cominciò a esservi questa sua frequentazione per ragioni di lavoro alla Racchetta? Dopo l'82. Cioè sempre questo arco di tempo di lavoro, perché la scuola guida ero io, quindi non potevo farlo. Senta, lei ha accennato alla sala dei videogiochi. Ai videogiochi. Poi furono inseriti nel locale videogiochi o... Io ho abbandonato e non ci sono più andato. Poi Aliotto ha sbrigato la licenza, l'ha fatto intestare a Maugeri dietro che è un suo collaboratore. Hanno impiantato la sala giochi con il Lamastra perché questo pallino in testa ad Aliotto l'ha messo il Lamastra. Lamastra come si chiama di nome? Non mi ricordo il nome. Può essere Carmelo? Lamastra Carmelo, sì. Quindi questo gli diceva si guadagnano 20-30 milioni al mese. E allora io dico ma chi è questa persona che ha da guadagnare 20 milioni al mese e te li offre a te? Se l'affittiamo, paghi 5-6 milioni al mese del locale e il resto te lo guadagni più tu. Aliotto cretino
perché è sempre deficiente, si è fatto convincere per tutti i costi voleva fare questa sala di giochi. Ha fatto questa sala di giochi, quindi io non ci sono andato più. Aliotto si dedicava alla Costa Azzurra, l'impiegato suo, l'amministratore, il Maugieri, era giorno e notte alla Costa Azzurra, il locale era abbandonato. E i videogiochi chi li gestiva? I videogiochi li ha messi, se li ha installati la Mastra, cioè di proprietà di La Mastra, cioè praticamente che si incassava in un anno 100 milioni, 50 la Mastra e 50 noi, però la racchetta doveva pagare il personale, la luce, le tasse, ragazzi, ci andavamo sotto. Capito. E in che periodo furono installati? Chiedo scusa, forse ma io penso non gliel'ho che chiesto. Inizio 90, si può vedere dalla licenza, però molto prima, cioè inizio 90 è stato. Senta, Campanella Calogero lei l'ha conosciuto? A chi? Campanella Calogero. Sì, era un cliente nel 1978-79, veniva con la sua moglie e il piccolino alla racchetta e io l'ho notato perché questa persona voleva essere servito prima perché aveva problemi di orario, entro le 9 doveva andare a casa. Frequentato un paio di mesi, cioè nel locale. In che periodo ha frequentato il locale? 80, 81. Successivamente lei l'ha rivisto il Campanella? Non si è visto più, poi l'ho visto una volta nell'89 in occasione che lui era impiegato da Lorè, il mio fornitore, mi ha regalato delle tazzine. È venuto verso le 12:30, una. Sa se il Campanella avesse interessi o abbia mai avuto interessi poi nei videogiochi? No. Cioè non lo sa o lo esclude? Io non lo so, escludo non lo so, ma non penso che aveva interessi, perché allora me l'avrebbe detto. Lei Samperi Severino Claudio l'ha conosciuto? Dunque Samperi io lo conoscevo di vista perché era nel terrore di Ognina, cioè tutti questi pregiudicati se la facevano dove c'è la Casa del Pesce, quindi non ci avevo mai parlato, non avevo mai modo poi io ho avuto modo di parlare, di frequentarlo per un po' di tempo perché è venuto a scuola da me per prendere la patente nautica nel 90 o nel 90-91, si è iscritto, ho fatto i documenti, è arrivata l'informazione delle questure, potevo prendere la patente nautica, però ha frequentato poco e ha fatto rovinare tutti i documenti. Poi è ritornato, ho rifatto i documenti, avevo chiesto l'acconto, anche non mi ha risposto mai perché come se io non avevo fiducia che lui mi pagasse e poi non l'ho visto più. Solo questi rapporti, poi io non ho avuto mai rapporti di amicizia o di conoscenza con questo Samperi, solamente perché ero il terrore di Ognina, che io anche sapevo che un amico mio, Elio Panarella, aveva avuto disturbi con queste persone. Queste persone intende Samperi e chi poi? Gran Cagnolo, quelli che accusano a me, Gran Cagnolo, Samperi, Elio Panarella è un amico mio, è un fornitore di tovaglioli del mio locale, quindi si confidava anche con me. Senta, e il Samperi è mai venuto alla racchetta? Io non l'ho visto mai, nelle ore quando c'ero io. È bugiardo, signor pubblico ministero, perché lui dice, io l'ho sentito, che lui mi ha visto la cassa, io alla cassa non ci sono stato mai. Se qualche volta sono stato alla cassa perché davo il cambio a mio figlio di sera, andava a casa mio figlio perché la mattina doveva andare a scuola, qualche volta stavo alla cassa solo di sera, dopo le 21, 20, 21, 22. Poi io alla cassa ci sono stato un mese solo, fine 93, perché ho dato il cambio a mio cognato, cioè al cassiere, e di mattina, poi basta, io alla cassa non ci sono stato mai.
Il Grancagnolo Carmelo invece dove l'ha conosciuto? Sempre, non ho avuto mai modo di dialogare, sempre lo vedevo a Ognina, perché ripeto, stazionano là, erano tutti questi pregiudicati che stazionano là e qualche volta a Villaggio Sant'Agata, però quando c'ero io nel mio locale non li ho visti, cioè nelle ore di pranzo e di cena. Litrico Matteo? Lo conosco perché abitava a Ognina e quindi era anche un collega mio, però non ho avuto mai rapporti di amicizia, conoscenza così. Sa quali fossero le frequentazioni del Litrico Matteo? Mi scusi? Con chi si frequentasse il Litrico Matteo, lei lo sì, sa? Stazionava a Ognina assieme a tutti questi pregiudicati. Chi sarebbero questi pregiudicati? Grancagnolo, Gambria, tutti questi qua, Samberi, cioè quelli del villaggio. Del villaggio quale? Vicino alla Racchetta, c'è quelle persone pregiudicate vicino al villaggio alla Racchetta e si stazionavano a Ognina. Dico di più, il Litrico Matteo faceva sempre pranzi, cene politiche, allora mi aveva domandato delle sedie, io non gliel'ho prestate, mi ha mandato dei pregiudicati del villaggio e l'ho dovuto prestare a 150 o 200 sedie. Ma il Litrico ha mai organizzato ricevimenti presso il suo locale? Sì. In che occasione? Cena politica, 1000 persone circa. Quanto fu pattuito come compenso? Ma io penso un 10.000 a persona, era un primo, un secondo e una frutta. Si ricorda l'anno? 86, no, più o meno 75, non lo so, più o meno quando lui si è presentato alle politiche. Senta, lei ha detto poc'anzi che fu costretto a prestare delle sedie al Litrico, è così? Quando venne sentito dal pubblico ministero il 18 dicembre del 93, parlando dei rapporti con l'Itrico, ha così dichiarato: in altra circostanza ho prestato al Litrico 300 sedie in quanto lo stesso aveva organizzato una riunione politica presso la sua abitazione. In questa circostanza non pretesi nessun compenso, aveva parlato poco prima del pranzo delle 1000 persone presso la Racchetta. Non aveva fatto alcuna menzione di questo fatto che era stato costretto a consegnare le sedie. No, gliel'ho detto io, forse non l'ha scritto, come l'ho detto? Infatti il pubblico ministero mi ha detto lo scrivo. Sì, questo mi sembra strano, signor. Mi scusi, non c'è ragione, Presidente, della contestazione, è diverso. Non esiste il contrasto. Scusa, signor Avvocato, se mi consente. Io sto cercando di capire come mai non avesse detto questo particolare in altra circostanza. Costretto a prestare, lei ne fa un discorso invece di prezzo. Prezzo no, non è che mi ha pagato l'affitto delle sedie o meno. Fu costretto a prestare, ha detto. No. Allora, come mai non fu costretto, come mai non ha indicato di essere stato costretto a prestare le sedie? Perché io in primo tempo avevo detto no, perché io devo lavorare. Venendo determinate persone, non lo potevo dire. E chi erano queste persone? Non mi ricordo, erano gente del villaggio. Comunque, ma i signori collaboranti lo devono sapere perché c'erano anche loro invitati, queste sedie non lo possono riscontrare. Senta, lo re Filippo mi pare, no? Sì. Quando l'ha conosciuto invece? Lo conosco da molto tempo, però non ho avuto mai rapporti. Poi quando lui ha fatto la torrefazione è venuto a trovarmi e mi ha convinto di prendere il caffè da lui, che era buono, il prezzo buono, e quindi l'ho preso. Aldo Ercolano lo conosce? Sì, l'ho conosciuto nel 90 o 91, più o meno in quella data là, in occasione che la moglie si è iscritta per prendere la patente nautica nella mia scuola guida. È
È mai venuto al suo locale l'Aldo Ercolano? Io non l'ho visto. Marcello D'Agata, lei lo conosce? Lo conosco solamente di vista, perché lui ha il bar del rifornimento e quando 20-25 anni fa io andavo a prendere le sigarette prima di fare la racchetta lo vedevo alla cassa là, però non ho avuto mai amicizia, neanche saluto. Senta, lei ha mai dato consigli al litrico circa il tipo di frequentazioni che il litrico stesso aveva? Sì. Che tipo di consigli ha dato? Io ho dato i consigli che una volta che ci siamo visti al tribunale che lui era stato arrestato, dico tu a chi prima tu a chi frequentavi, se tu frequenti delinquenti se prima oggi domani tu passerai guai, e così è successo. Senta, lei presso il suo locale di Samperi l'ha visto? No, io no. Quando venne sentito dal pubblico ministero però ha dichiarato: anche Samperi Severino Claudio è venuto qualche volta al mio locale sempre per consumare frugali pasti, anzi colazioni. Ricorda adesso? Sì, ma io non l'ho visto però. Può essere dal villaggio che Mi scusi, qui è verbalizzato, signor Rofino, che lei l'ha visto. Da chi l'ha saputo allora? Mi scusi, io dico che essendo tutte queste persone vicine al villaggio possono venire di mattina a fare consumazione, ma io non li vedo perché non ci sono, però non sono clienti miei, cioè clienti ristorante e pizzeria, perché io posso dire sicuro, con certezza, quando ci sono io, delle ore di sera, cena, pizzeria, mattina, ristorante, questi clienti non li ho avuti mai. Insomma, è venuto o può essere venuto il Samperi? Ma può essere, tutti possono essere venuti. Ma lei qua ha dichiarato, e vale come contestazione, anche Samperi Severino Claudio è venuto qualche volta nel mio locale, sempre per consumare frugali pasta e addirittura dice anzi colazioni. Sì. Non so cosa intende lei per colazioni, no, io voglio se dire pranzo o proprio... No, voglio dire questo io. Tutta questa gente, sempre essendo che c'è il bar tabacchi e il bar e tabacchi, di mattina possono venire, sicuramente saranno venuti qualche volta, ma io non li ho visti. Io posso dire, quando ci sono al tavolo, si siedono a consumare pranzo o cena, e allora sono sicuro, perché li vedo, sono seduti. Comunque vale come contestazione questo. Natale di Raimondo lo conosce? No. Natale di Emanuele? Sì, circa 15 anni fa si è scritto, era vigile sanitario, si è iscritto alla scuola guida per prendere la patente nautica. Senta, e Benedetto Santa Paola lei l'ha conosciuto? Di vista, l'ho visto qualche volta verso il 77-78 alla Costa Azzurra a cena. Quella fu l'unica volta in cui vide il Santa Paola? No, un paio di volte. Io andavo a trovare ad Aliotto, che era il mio socio, la sera diverse volte era là. Senta, ma ricordo male o lei fu ritratto in qualche fotografia con il Santa Paola Benedetto? No, ma io sono andato a trovare Aliotto, c'era un tavolo seduto diverse persone, allora Aliotto era vicino a questo tavolo, danno una coppa di spumante e la danno anche a me, e noi siamo distanti circa 2 mesi e mezzo, 3 metri dal tavolo. È sicuro? Certo. Io 2 metri, ho un certo ricordo della fotografia. No, siamo a 1,5 metri, 2 metri dal tavolo noi. Senta, e Franco Romeo lei lo conosce? L'ha conosciuto? L'ho visto alla Costa Azzurra, sì. Chi è Franco Romeo? Quello che aveva il magazzino d'abbigliamento al viale Vittorio Veneto. È ancora vivo questo Franco Romeo? No. Sa come è morto? So perché la stampa dei giornali che l'hanno ucciso là vicino al bar.
E si ricorda se in qualche fotografia c'era anche il Franco Romeo insieme a lei, al Santa Paola, agli altri? Insieme a me no, signor pubblico ministero, facevo parte del tavolo. Senta, e Nino Calderone lei l'ha conosciuto o l'ha mai visto? Calderone, sì, perché stazionava questa persona, era amico, cioè nel bar vicino alla scuola guida, il bar Scelle. Lei l'ha conosciuto o l'ha visto soltanto? No, di vista. Di vista. Non ho avuto modo mai di parlare, di dialogare. Mangion Francesco? Sì, l'ho visto alla Costa Azzurra come cliente sempre in quegli anni là, 77, 78, 76. Senta, oltre i rapporti per la fornitura di caffè, con il Filippo Lorre lei ha avuto rapporti commerciali o di dare da avere, di denaro? No, io no. Io ho fatto una cortesia a Lorre. Cioè? Quale sarebbe questa cortesia? Perché quando è venuto la finanza del Lorre era nei guai, perché le banche avevano chiuso il conto, non avevano dato più fido. E allora mi ha detto se le potevo prestare un 50-60 milioni per comprare il caffè. Io non ce li avevo e allora ho chiesto a una persona che è cliente mio, un certo Piazza. E allora questo Piazza le presta questi soldi dando le spese della banca, dice 10, 12%, 13, 15 l'anno, non lo so. Il Lorè poi ho saputo in secondo tempo che questi soldi li dà al Litrico perché ci giovavano. Il Litrico non paga più al Lorè, quindi il Lorè è sempre nei guai. Allora mi ha chiesto per la seconda volta la cortesia, il quale io l'ho rimproverato perché quello è il resto Frante, perché ha fregato tutto Catania. Io lo conoscevo dall'86, per pagare la cena a me è stato un paio di mesi, o 7, 8 mesi, 6 mesi, e mi è basta dare dei soldi. E allora ho fatto la ulteriore cortesia di scondare dei 100 milioni di cambiali. E allora scondo 50 milioni di cambiali, prendo lo sconto, i soldi, glieli do a Lorè, questi cambiali poi vanno tutti in protesto per darmi questi soldi, poi altri 50 milioni, questi soldi, sono andato in scopertore io per darmi questi soldi, Lorè a me, con la cortesia che ho fatto, sono passati 2 anni e più. Senta, e lei quando ha saputo che quei soldi erano un prestito dato al Litrico? Perché Lorè poi si è trovato in difficoltà per pagare al Piazza, ci dava 5 milioni. Sì, ma da chi l'ha saputo? Da Lorè. Mentre il Piazza Salvatore come veniva chiamato solitamente? Piazza Salvatore li ha presi perché Lorè pagava 5 milioni al mese fin quando ha scontato tutti i soldi che le ha dato Piazza. Senta, e il Piazza lei da quanto tempo lo conosceva? No? Da quanto tempo lo conosceva il Piazza? Dal 82, 85. E come mai andò a finire, cioè ci si rivolse al Piazza specificamente? Che? Come mai ci si rivolse al Piazza specificamente? Come mai Lorre si rivolse al Piazza? Perché io sapevo che aveva dei soldi Piazza, che poteva prestarli. Cioè, ma che tipo di prestiti faceva il Piazza? A Lorè gliel'ha dati un 15%, 20% l'anno, perché le ha dato 60, 70 milioni, ha dato qualche 15 milioni in più nell'arco dell'anno, però a scalare a 5 milioni al mese. Almeno che io sappia è così, Senta, ma lei per questa vicenda del prestito al Litrico ne ha mai parlato direttamente con Litrico? Mai. Mai. Lei sa che Litrico dice cosa diversa? Sì, se io l'avessi saputo non glieli facevo prestare, glielo dicevo allora che era, perché io lo conoscevo al Litrico. Per carattere, per indole Litrico è un truffatore.
con i clienti anche, diceva alle persone la patente è sicura, così, colà, e ci truffava soldi. Modo di lavorare suo. Senta, lei sa se il Piazza Salvatore si conoscesse con Campanella Calogero, con Carletto Campanella? No. Non lo sa o lo esclude? Non lo so, quindi escludo, non è sono dentro e sono così fischiato in mezzo che so tutti i rapporti. No, non lo so. Senta, e il Piazza Salvatore che attività svolgeva? Pensionato. E com'è che aveva la possibilità di dare in prestito cifre ingenti di denaro? Lei lo sa? Non lo so. Sa che tipo di attività svolgesse prima di andare in pensione il Piazza Salvatore? Lei cosa sapeva del Piazza Salvatore? E veniva nel mio locale. E che faceva? A pranzare o a cenare. La domenica. Veniva da solo, in compagnia di altri? No, con la moglie. Con la moglie. Pagava regolarmente? Sì. Lei Ursino Andrea lo conosce? No. Nicolò Maugeri lo conosce? No. Lei sa se Grancagnolo, Samperi o altri, quelli che le ha detto del villaggio, abbiano mai organizzato riunioni presso il suo locale o si siano mai riuniti fra loro presso il suo locale? Io l'ho saputo qua, in questa situazione. Lei sa quindi che molti collaboranti hanno detto che addirittura si sarebbero riuniti presso il suo ufficio? Lo escludo categoricamente questo, perché nel mio ufficio 15, 16, 14 persone non ci vanno. Anche volendo non ci possono entrare, perché c'è l'armadio, poi c'è la scrivania, 2 sedie restano spazio. Non dicevano soltanto il suo ufficio, dicevano anche nel... Non ci sono angoli appartate nel mio locale, è aperto, tutto aperto. E poi anche quando queste persone fossero venute di mattina, i tavoli che ci sono apparecchiati, sedendosi 15-16 persone, occupano tutti i tavoli, quindi l'avrei saputo. Se sono 4, 5, 6 persone, 7 non si notano, ma 10, 15, 18 persone si notano perché occupano tutti i tavoli. Senta, lei Sciuto Sebastiano l'ha mai conosciuto? No. Una persona soprannominata Nuccio Iacitano? No. Pier Giorgio Pantano lei l'ha conosciuto? Sì, mi ha dato tanti disturbi questa persona. Questa persona veniva nel mio locale, si sedeva, mangiava e se ne andava. Un giorno io l'ho ho detto al cameriere, appena viene quel signore, casomai mi chiami e vediamo questo qua. Io l'ho rimproverato, dico perché lei mangia, si alza e se ne va? Dice no, sono stato invitato, da chi? Dice dal cameriere. E che cosa ha detto? Il cameriere dice, perché l'hai fatto ospite tu? Dice no, dice signor Rufino mi ha chiesto, dice posso mangiare? Il cameriere dice si accomodi. E lui ha capito che era ospite. Scusi, e anche l'altro fratello Pantano, Rosario, aveva lo stesso carattere? No, quello veniva, si prendeva le pizze e mi prendeva in giro dicendomi mette sospeso poi pago. Quindi non pagava lo stesso? Si accumulava un conto di 2-3 milioni, poi lo dovevo strappare. Lei in quel periodo in cui lo frequentava Rosario ha ricevuto richieste estorsive?
Ma io diverse volte ho ricevuto estorsioni, fino a poco tempo fa. No, io le ho chiesto, prendiamo atto di quello che ha detto sino adesso. No, però... il giorno quando abbiamo inaugurato il locale. Che periodo è? 21 luglio 78. E poi queste richieste sono andate avanti? No, perché poi io non lo frequentavo, cioè quel periodo, per un po' di tempo c'era un altro amministratore. Chi era l'amministratore? Il cognato di Alioto, Moscato Carlo. Nell'81? Nell'81 era catalano, c'è il cuoco della Costa Azzurra, però ci andavo io la sera. Ecco, No, però no. In quel periodo estorsione? Richieste di denaro? No. Che lei sappia, il signor Alioto ne ha ricevuto richieste estorsive? Ne ha ricevuto, anche. In che periodo, lo sa? Ma mi ricordo il periodo, sembra 78, 89... 78, 89, non ho capito. 78, 79... 80, 81 non lo sa. Non lo so. Cioè in quel periodo, io mi ricordo il giorno particolare, perché il giorno che abbiamo inaugurato il locale è arrivata l'estorsione sia a me che alla Costa Azzurra, alla Racchetta e alla Costa Azzurra. Quello stesso, per questo ricordo la data io. Lei sa se il cognato dell'Alioto, anche il cognato dell'Alioto, abbia ricevuto estorsioni? Non lo so, perché non il cognato dell'Alioto sarebbe il Moscato? Quello che era anche alla Racchetta? O c'ha altri cognati? No, Alioto è un cognato che prima era amministratore alla Racchetta, all'inizio. No, amministratore, cioè badava lui. L'amministratore era catalano. Ecco, le chiedevo, questo signore ha ricevuto delle richieste estorsive? A me non l'ha detto. Non lo sa lei? Non lo so. Dall'Alioto non l'ha saputo? No. Lei, l'indomani della morte di Rosario Pantano, il locale l'ha lasciato chiuso oppure lo ha aperto? No, io l'ho fatto aprire, non l'ho chiuso neanche quando l'hanno ucciso. Poi l'ho chiuso verso le mezzanotte. Verso? Mezzanotte. Cioè, dico, il giorno successivo, l'omicidio quando è avvenuto? E perché lo dovevo chiudere? Mi scusi, lei ha detto che non era possibile fare riunioni nel suo locale. No, quelle 15-16 persone non è possibile neanche sotto il tendone, perché c'erano 8, 7, 10 tavoli, sedendosi 10-12 persone già si riempiono i tavoli. Quindi, in effetti si notano. Il suo locale ha subito delle modificazioni? Consumazione, sì. Ha subito delle modificazioni, diciamo, nel tempo? Modificazioni architettoniche, non so come dirle, sì, strutturali? Modifiche, sì. E che tipo di modifica è stata fatta? Che abbiamo ampliato la saletta verso 90, dall'altro prima c'era una saletta normale, poi l'abbiamo ampliata. E com'era questa saletta? Una saletta di sala, c'erano 50 posti, 60 posti. E poi l'avete ampliata? Le volevo chiedere un chiarimento. Lei ha detto che non era possibile fare riunioni nella Racchetta, riunioni riservate. Riservate, signor Pubblico Ministero, impossibile, perché io non avevo motivo di acconsentire, cioè almeno quando c'ero io, di dare l'ospitalità, la possibilità di discutere dove io mi guadagnavo il pane, soprattutto nell'ufficio. Ecco. Le chiedo questo perché il signor Alioto ha dichiarato che presso la Racchetta era possibile riunirsi in quanto vi era una saletta certamente fino all'anno scorso.
La Costa Azzurra invece, lui dice, non ha salette riservate. Ecco, dunque, questa saletta è composta... Questo lo ha dichiarato Aliotto. Appena si salgono le scale, sulla destra c'è un'apertura e non c'è nessun angolo. C'è la parametria, si può vedere. E non ho nessun separé, nessun angolo. Mi scusi, non ho capito io la risposta, o non ho formulato bene la domanda o lei non mi ha capito. Aliotto dice che presso la Racchetta era possibile riunirsi in quanto vi era una saletta certamente sino all'anno scorso, e poi aggiunge la Costa Azzurra non ha salette riservate, cioè dice che alla Racchetta era possibile fare questo, lo dichiara al pubblico ministero. Allora, la saletta che dice Aliotto prima era 15 metri per 2 metri, 3 metri di larghezza, ora è 40 metri per 7 metri di larghezza, tutto qua. C'è la parametria, l'avvocato l'ha portata. Non esiste, cioè c'è una saletta, vuole dire che di mattina, tante volte, soprattutto d'inverno, le persone degli uffici, ci sono i tavoli apparecchiati, si prendono la colazione e si vanno a sedere là. Questo sì, ma non è riservata, è sempre aperta al pubblico. Le chiedevo, lei mi ha risposto, secondo me non in modo esauriente, ma comunque questa è una valutazione. Ma non ci sono angoli che non si può... Cioè sembrerebbe da queste dichiarazioni di Aliotto che mentre alla Costa Azzurra non era possibile fare riunioni riservate perché non c'era l'ambiente per fare riunioni riservate, altrettanto invece non era per quanto riguarda la Racchetta. E dov'è? Quello è il locale, si può vedere nella parametria. Che siano venuti delle persone che si siedono e uno non li osserva e discutono, sì, è possibile, ma che siano venuti sempre a livello di 5, 6, 7, non più, 15, 20, no, perché si dà all'occhio, si vede. Fino a 6 o 7 non si dà all'occhio allora. Ma 6 o 7 la confusione non si nota, anche perché noi non abbiamo il cameriere che va a servire al tavolo, ci viene qualsiasi cliente, prende la colazione, si siede e parla. 5, 6, 4 non si nota nella confusione, ma si siedono 15 persone, automaticamente si devono unire i tavoli, quindi si vede una fila di persone che parlano. Non ci sono altre domande adesso. Volete passare? Sì. Signor Rofino, vorrei che lei sinteticamente un attimo ricostruisse la sua frequenza nel locale alla Racchetta a partire dall'inizio degli anni '80, dico sinteticamente. Cioè nei primi anni '80, dico, ecco, dagli inizi degli anni '80 sino al '93, cioè lei quando andava alla Racchetta, ecco, vorrei che fosse ben chiaro questo. Io andavo alla Racchetta, cioè quando non c'è stato, prima c'era Moscato, il cognato di Aliotto, sì. Io non seguivo la Racchetta. Ecco, questo prima, quando c'era Moscato, in che anni siamo? Ma penso 79, 78, 80. 1 anno e mezzo, 2 anni è durato. In questo periodo lei non andava alla Racchetta? Qualche volta mi prendevo il caffè e basta. Ci andavo all'1, alle sere no, perché io ero sposato, avevo mia moglie, quindi la sera andavo a casa. Poi sono stato cioè nel 79 è morta mia moglie e allora mi sono dedicato al lavoro, cioè invece di stare a casa lavoravo giorno e notte. Quindi mi dedicavo più al lavoro per dimenticare tutto. E allora, dopo il periodo Moscato? Dopo il periodo Moscato la mia giornata era composta che io la mattina... Parli con la Corte. Io la mattina prendevo tutti i documenti che c'erano dalla Racchetta, versamenti in banca e compagnia, poi andavo alla scuola guida, l'aprivo, se c'erano esami da fare facevo gli esami, teoria o guida o nauta, quello che era. Andavo alla posta, pregavo tutto, versamenti, poi andavo alla motorizzazione, andavo in prefettura, andavo alla capitaneria, cioè passavo tutta la giornata, mentre facevo lezioni di guida, quindi facevo tutte queste cose. Alle 12:30, 1 io chiudevo la scuola guida, andavo alla Racchetta e seguivo i clienti.
prendevo l'amministrazione se c'era confusione. Alle 3:30, 4 tornavo a casa, mi sciacquavo, andavo alla scuola guida, facevo lezioni di guida, poi alle 6:30, 7 facevo lezioni di teoria e stavo fino alle 9, 8:30, 9 e andavo alla racchetta e stavo fino a chiusura, seguire tutto. Tutto questo si svolgeva la giornata per tutto il tempo della situazione. Mi scusi, tutto ciò fino a quando durò? Perché poi lei ha detto ci fu un momento in cui il locale fu abbandonato addirittura. Tutto ciò durò fino a quando io sono stato amministratore. Ho capito. Dopo io, quindi mi scusi, prima di essere amministratore, poi io non ci sono andato più, perché non volevo fare più. Sarà stato nel 90, inizio 90, metà 90, una cosa del genere. E poi riprese quando fu nuovamente amministratore? Poi l'ho ripreso a tempo pieno, dedicandomi 15-16 ore al giorno, dalle 6 del mattino fino alle 2 della notte. Dedicandosi alla racchetta? Dal 22-28 dicembre del 92. Tutto il 93 io ho lavorato a tempo pieno alla racchetta, notte e giorno. E non ho visto mai un pregiudicato, neanche quelli del villaggio. Senta, lei per quanto tempo richiese all'Itrico l'adempimento del suo debito? Ho fatto minimo 30 viaggi, poi a un certo punto mi dovevo dare dei soldi ancora, l'ho lasciato perdere e non ci sono andato più. Cioè vanta tuttora un credito nei confronti dell'Itrico? Non mi ricordo più quanto. Senta, tutte le scuole guida catanesi sono abilitate anche alla preparazione della patente nautica? No, solo io sono. Cioè solo lei in tutta la città? Sì. E tuttora è così? Sì, come scuola guida solo io sono. Come scuola guida nautica? Sì. Io non ho altro, Presidente. Possiamo licenziare l'imputato? Devo fare una domanda, Presidente. L'avvocato libero. Avanti, avvocato libero. Signor Fino, mi scusi, sono qua. Lei poc'anzi ha definito l'Itrico un grande truffatore. Sì. Che lei sappia dei soldi che lui rastrellava facendo queste truffe, che ne faceva? Non lo so, era un megalomane. Era un megalomane. Certo. Ma come Perché lui a un certo punto era in difficoltà, è venuto alla racchetta e ha invitato 1000 persone senza soldi. Ma se faceva regali a delle donne, se giocava a carte? Sì, faceva sì. Lei lo deve dire. A me ha regalato una cosa di elefantini, 10, 12 di avorio. Qualche altra cosa che lei sa? No, non è che devo contatti. Tempo scaduto, avvocato libero. Ci sono altre domande? Questa sono. Ha preso pubblico ministero altre domande? Un solo chiarimento, in ordine ai rapporti fra, che forse io non ho compreso, ricordo male, fra il Lorrè e il Piazza Salvatore, cioè come fu che poi i soldi li diede? No, Lorè non lo conosceva Piazza Salvatore. Allora Piazza Salvatore, cioè Lorè mi ha chiesto del prestito a me, io non ce n'avevo. Allora mi deve fare la cortesia, non posso lavorare il caffè, siccome lui a me mi aveva favorito, mi aveva dato la macchina incomodato, mi aveva prestato dei soldi in passato quando io ero un po' in difficoltà, quindi mi sono sentito in dovere di aiutarlo. E allora io ho chiesto a questo Piazza se poteva prestarmi questi soldi. Gliel'ho dato a Lorè. Non sapevo che Lorè dasse questi soldi all'Itrico. Senta, lei ha parlato prima di 5... Devo spiegare però, dottore, mi pare che stava... Chiedo scusa, avvocato, poi lei fa la domanda. Il passaggio è chiaro. Quindi a noi è chiaro. Il pubblico ministero se l'ha fatto ripetere per sé, insomma. Un solo chiarimento, un altro chiarimento. Prima lei presta 50 milioni al Lorrè e poi 100 milioni? No! Ecco, questo forse ho compreso male. Il Piazza ha dato, perché gliel'ho detto io, a Lorè questi soldi. Lorè
ci dà i soldi a piazza, 5 milioni al mese, mettendosi gli interessi di banca, quelli che dovuto, un po' di più però, va bene, 5 milioni al mese. Il Lore cosa fa? Il Lore prende questi soldi e glieli dà all'Itrico, non era per il caffè, per favorire all'Itrico, non lo so i rapporti che avevano loro. Il Litrico non paga più al Lore e il Lore è sempre in difficoltà. Allora mi chiede la cortesia se potevo scontare delle cambiali 100 milioni, però io Scott Stelletto non ce l'avevo per 100 milioni, 50, ho scontato 50 milioni e ho dato i soldi all'Ore. Arrivano questi 50 milioni di assegni che mi ha dato l'Ore, le prime 50 milioni, arrivano 48 milioni protestati. Chiaramente che cosa fa la banca? Prende i soldi che avevo io, quindi sono andato in rosso, in scopertura, quindi altri guai, vado da Lore, la stessa cosa, mi dà, cioè, altri 50 milioni di cambiali, li sconto nuovamente, si possono riscontrare perché c'è lo sconto, li sconto nuovamente, tutti protestati nuovamente. E allora Lore per darmi questi soldi, che poi è stato un macello, a poco me l'ha dato dopo 2 anni e mezzo per favorire il signor Litrico. Questo è il fatto. Sì, grazie. Così, però queste situazioni che sto dicendo io, signor dottore, lei le può riscontrare alla banca. Cioè che io ho scontato questi soldi così, tutte le segni protestate, tutte le cose, per fare una cortesia, per essere stupidino. Punti di vista. Scusi, posso Presidente? Le cambiali, a firma di chi erano queste cambiali scontate? Dei clienti di Lore, un cambiale da 500.000 lire, da 300, clienti di bar di Lore. Grazie. Possiamo licenziare il signor Rufino? Si può accomodare il signor Rufino? Si può accomodare. Allora, no, prima vorrei fare un po' di ricognizione qui. C'è Amato Salvatore? Presidente, scusi se mi inserisco, avevo chiesto di richiamare un attimino Tomaselli. Sì, ecco, se intanto la scorta porta qui il signor Tomaselli Giuseppe. Non sbagliamo porta. Il signor Tomaselli. Va? Va bene. E me lo dico al microfono, non c'è bisogno che si sposta ogni volta. Arena Mario. Presidente, aveva chiamato prima Amato è rinunciante. È rinunciante? Sì. Non sappiamo se ha chiesto... È rinunciante, basta. Se finisce oggi l'esame si intende rinunciante anche all'esame. Parlo di Amato Salvatore. Arena Mario? Parli al microfono. Arena Mario ha rinunciato alle 17:35. E quindi non intende deporre, non intende rendere l'esame. Battaglia Salvatore. Io avevo qua segnato che già si avvaleva della facoltà, forse io almeno ci ho segnato questo, Presidente. Chiedo scusa, gli assegnata non ci sono, Presidente? Gli assegnata non intendono rendere l'esame. Ah già, perfetto. Battaglia? Si avvale. Presidente, ha detto battaglia? Lo facciamo Salvatore. risultare bene dal verbale perché non vorrei... Battaglia Salvatore. Poi Campanella Alfio rinuncia. Cocuzza Antonino non c'è? No, non c'è o rinuncia? Se non c'è... Cocuzza Antonino ha rinunciato alle Cocuzza Nunzio? Ha rinunciato alle 10:30. Una alla Ha volta, rinunciato per alle favore. 10:30, Presidente. E allora non rende l'esame. Colaianni Michele.
e vuole... sì. Presidente, mi scusi, io mi allontano, nomino sostituto l'avvocato Minella, mi scuso, va bene? Cristaldi Venerando. Con la Ianni lo voglio io. I carabinieri sono fermi, che non introdurre. Per il momento niente. Per il momento, come serve, sì, però appena finisco qua. Sì, sì. Cristaldi Venerando. È assente per rinuncia da questa mattina. Sì. Cusimano Maurizio. È stato poc'anzi la volontà di sottoporsi all'esame. Cusimano? Sì, se è stato riportato in aula, sì. C'è, mi pare di aver sentito che c'è. Di Bella Gaetano. Di Bella cosa fa? Stamattina era assente, però credo sia rientrato, ho sentito presente. C'è Di Bella? E allora, è assente da questa mattina. C'è di Bella? Allora rinuncia. Divenuto Francesco. Assente per rinuncia da questa mattina. Qui c'è stato un errore. No, è arrivato un errore. Tomaselli, è il signor Colaianni Michele. Colaianni Michele. No. Dovrebbe ritornare al suo posto il signor Colaianni per il momento, altrimenti abbiamo un momento di confusione. No, sta ricominciando. Presidente, mi scusi, eravamo arrivati a Di Bella. Di Paola, dunque Di Bella. Siamo arrivati a Ferrante Filippo. Sì. Assente per rinuncia da questa mattina. Florio Antonio. Ferrante si avvale o Si avvale? Non c'è. Florio Antonino. Vediamo se rinuncia. Antonino ha già detto, Antonio ha detto che se vale l'affrontare a rispondere, già ieri. Chi è? L'avvocato Libera? Sì. Allora, non rende l'esame. Fontanino Giovanni. Mi scusi, l'avvocato Libera è il difensore di Florio? No. Io difendo Motta. Abbiamo detto Florio. Allora chiedo scusa, ho sentito male. E allora, Florio Antonino c'è?